Atalanta e Siena 0-0. A Crotone, Albino Leffe Crotone 1-0, Empoli Ascoli 1-0, Frosinone Cittadella 1-1. A Modena, Regina Modena 2-1, a Padova, Triestina Padova 1-0, Pescara Varese 1-0, Piacenza Grosseto 4-0, Portogruaro Livorno 2-0, Vicenza Sassuolo 1-1, Novara Torino, come detto, lunedì sera alle 20:45. La classifica, comando l'Atalanta con 51 punti, poi Siena 49, il Novara a 48, Varese 43, Regina 38, Empoli 36, Gruppone a 35 punti con Pescara, Torino, Padova, Livorno e Vicenza. A 31 c'è il Grosseto e Albino Leffe, Crotone Modena 30, Cittadella, Sassuolo, Piacenza, Portogruaro 28, Triestina 26, chiudono Ascoli e Frosinone con l'Ascoli come di consueto penalizzato di ben 6 punti. Il Vicenza per entrare in zona playoff, il Sassuolo per uscire da quella pericolosa. Inizia l'attacco la squadra di Gregucci, schema su punizione, il cross di Valeri, diagonale di Rea, fuori. Ancora il Sassuolo, angolo di De Falco, la palla filtra, alla fine Gavazzi libera, la difesa biancorossa è in apprensione subito dopo il tiro di Piccioni, ma il difensore non colpisce bene, il pallone finisce tra le braccia di Russo. Si fa vedere il Vicenza, una punizione in verticale di Morosini, il tocco intelligente di Abbruscato per Cellini anticipato da Bressan in uscita. Ma il Sassuolo che continua ad attaccare, Catellani salta in dribbling un paio di avversari, il destro in corsa, Russo alza sulla traversa. Ultima opportunità ancora per il Sassuolo, Catellani libera Donazzan, il tiro fuori di poco. Rimane negli spogliatoi il portiere Bressan dentro Pomini, pochi secondi e il Sassuolo va in vantaggio. Molto bello il tiro dai 25 metri di Catellani, Russo sorpreso non ci arriva. Reagisce il Vicenza ma passa mezz'ora, lo scambio Soligo Cellini, il tiro del centrocampista finisce alto sulla traversa. Al 31esimo il pari, botta perfetto il traversone per Abbruscato sul dischetto del rigore, il colpo di testa con la palla che si infila nell'angolino basso Pomini. A questo punto il Vicenza cerca la vittoria, Cellini sempre per Abbruscato, si salva Pomini, poi Piccioni mette in angolo. Ultimi minuti del Sassuolo, Rea in mezzo, Russo non esce, testa di Bruno e di poco a lato, poi c'è sul finire il destro di Magnanelli, rasoterra ed è decisiva la parata di Russo che si riscatta così dell'errore in occasione del gol. Meglio il Sassuolo che meritava di vincere ma alla fine ha rischiato addirittura di perdere. Il Vicenza c'è sempre il solito Abbruscato ma oggi il migliore in campo è stato Catellani e non solo per il gol. Vicenza-Sassuolo 1-1, linea allo studio. Almenti, Vicenza e Sassuolo scendono in campo con il medesimo obiettivo, confermarsi per guardare la classifica con altri occhi. I padroni di casa, reduci dalla vittoria con il Livorno, ospitano infatti la formazione neroverde alle stelle dopo i 3 punti ottenuti a Torino contro il Granata. L'1-1 che ne esce però forse scontenta entrambe, la classifica rimane immutata così come le ambizioni delle due formazioni. Maran punta su Abbruscato e Cellini, Gregucci, un ex dell'incontro, invece praticamente conferma la squadra dell'ultimo match con davanti la coppia Martinetti-Cattellani. Il primo tempo è soporifero, di occasioni se ne contano davvero pochissime, il gioco latita mentre i portieri rimangono pressoché inoperosi. Davanti gli attaccanti non hanno palle giocabili e quando ce l'hanno non inquadrano la porta. D'altro canto, soprattutto nell'ultimo periodo, i reparti offensivi di entrambe le formazioni non brillano per prolificità. Se infatti il Vicenza rimane ancorato ai guizzi del solo Abbruscato, il Sassuolo nelle ultime 5 partite ha messo a segno solo 3 reti e nessuna porta la firma di una punta. Al 28esimo Catellani prova a spezzare il digiuno, ma Russo è ben appostato e alza sopra la traversa. La seconda emozione dei primi 45 minuti porta invece la firma di un difensore. Donazzan si spinge in avanti, ma il suo diagonale non ha fortuna. La ripresa è più vivace, merito anche dell'Eurogol di Catellani che apre le ostilità. L'ex modenese timbra il cartellino nel più eclatante dei modi. Destro al volo, in corsa, palla che si alza quel tanto che basta per poi morire sotto l'incrocio. Una perla che gli vale il quarto centro stagionale, in momentaneo vantaggio, e spezza un digiuno che durava dall'11 settembre, quando
secondo andò a bersaglio col Torino nel girone di andata. L'1-0 risveglia il match e gli ospiti a questo punto si limitano a difendere e ripartire. Il Vicenza prende coraggio e si fa intraprendente. Merito anche dei cambi di Maran, fuori Rigoni, dentro Misurake, il che significa trazione maggiormente offensiva. Soligo lancia la prima avvisaglia, alla seconda invece il Vicenza trova il gol. Botta manda a vuoto la scivolata di Magnanelli, Donazzana si dimentica Bruscato e il danno è fatto. 11° gol per l'ex attaccante granata che torna alla rete dopo l'8 gennaio. È il miglior momento dei padroni di casa, il bis per poco non gli riesce al 32°, quando rientra sul sinistro e poi quasi scivola al momento del tiro. L'assalto biancorosso si esaurisce col tempo, nel finale arriva invece lo scatto d'orgoglio del Sassuolo. Tra il 40° e il 42° Bruno, appena entrato, ci mette 2 volte lo zampino, prima colpendo di testa, poi servendo Magnanelli. La risposta di Russo però è straordinaria. Il portiere si ripete poco più tardi su Catellani, 3 azioni in poco meno di 3 minuti. Il forcing neroverde è tanto rabbioso quanto tardivo, finisce 1-1 con buona pace di tutti, dei tifosi neroverdi che speravano un'altra boccata d'ossigeno sostanziosa per allontanarsi dai bassi fondi e di quelli veneti che almeno per il momento si limiteranno a guardare dal basso la zona playoff. Il Sassuolo, Alfredo, era atteso un po', correggimi se sbaglio, alla prova del 9, no? Oggi contro il Vicenza al Menti, nella partita di Gregucci. Ha fatto una buona partita il Sassuolo, mi è piaciuto, una partita propositiva. Se avesse vinto non avrebbe portato a casa qualcosa di sbagliato, perché ha trovato il gol, l'aveva cercato già nel primo tempo, ha avuto anche una certa superiorità, ha smascherato determinati limiti del Vicenza e sull'1-1 ha insistito. Ed è stato bravo Russo in un paio di circostanze, quindi per me il Sassuolo dovrebbe essere uscito dal momento più delicato. Stiamo vedendo le pagelle con Gregucci, grande ex della partita, per la prima volta da ex Almenti, dopo 3 stagioni fantastiche in biancorosso, ha riproposto l'11 che ha vinto a Torino settimana scorsa e stiamo rivedendo Catellani. Cellini ha Bruscato, oggi ha Bruscato ha segnato. Come la vedi questa nuova coppia gol del Vicenza, Alfredo? Diamogli un po' di tempo, Valentina, perché insomma Cellini è reduce da un periodo a Varese, in quel periodo ha giocato poco, poi ha avuto l'infortunio, è tornato ed è andato a Vicenza. Io credo che sia una coppia sulla carta molto bene distribuita e assortita, però hanno bisogno di capirsi e di trovarsi. Si troveranno e si capiranno. Si troveranno e si capiranno. Nel frattempo, insomma, stanno giocando bene a centrocampo anche Morosini e Botta. Botta anche un'altra grande prestazione dopo la prestazione offerta settimana scorsa nel posticipo contro il Livorno.